L'occasione per rifarsi, per vedere la prima volta 1+3 ed evitare rincorse affrettate. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Toccia Stadium Palermo-Isola, terza giornata del girone A di Serie C1 Sicilia di futsal. Solo un pareggio per entrambe, il Palermo in campionato, l'Isola in coppa. Le altre due partite giocate sono state perse. Già si preannuncia una sfida a salvezza, ma chi forse deve preoccuparsi di più è la neopromossa Isola in C1 per la prima volta nella sua giovane storia, con 17 gol subiti. Due squadre, Palermo a disposizione di Salvatore Lopiccolo in campo con Lo Buio e Costanzo per quanto riguarda la porta, dopodiché Tuzzolino, Rizzuto, Bongiovanni, Marretta, Lupo, Vineo, Anna Loro, Darica, Russo e Guerrero. Invece l'Isola in campo con Abate e Fernandez per quanto riguarda i due portieri, Ganci, Andrea Giambona, Alberto Bologna, Guido Giambona, La Corte, Moncada, Sanzo, Lombardo, Arato e Montalto. I due arbitri sono Riccardo Portoghese e Marco Fallanca, entrambi di Catania. Entrambe le squadre già in campo, vedete il Palermo che si carica, più pronto invece l'Isola, ancora si deve schierare, però c'è sole qui a Palermo al Toccia Stadium, quartiere Cruillas del capoluogo siciliano. Una sfida che vedrà contrapposte queste due squadre che non hanno iniziato benissimo la propria stagione, che adesso rispettano per un minuto di silenzio. Quasi tutto pronto al calcio d'inizio, due tempi da 30, con l'Isola in maglia bianca contro il Palermo in tenuta rosanero, che batterà il primo pallone della partita. Team check, si inizia con Palermo-Isola. Montalto, giro palla dietro dei biancazzurri, già a chiedere palla Sanzo dall'altro lato, voleva il passaggio, Moncada ha trovato la deviazione del Palermo, va a sfidare gli avversari. Moncada lo va a fermare però il Palermo con Rizzuto. Occhio all'avanzata sulla fascia di destra da parte di Darica, a segno contro il Mistral Carini. La scorsa gara giocata dai rosanero, persa 2-1, una reazione che è arrivata troppo tardi. Qui la conclusione da parte di Tuzzolino, che va sul fondo. Primo tiro della partita, non importa, ma è comunque un segnale. C'è anche diversa gente, la vedete, ad assistere al match tra queste due squadre, con l'Isola che continua ad avere la possesso del pallone, soltanto che il passaggio arriva a Rizzuto. Darica, attacco, Rizzuto, il gol del Palermo dopo 2 minuti. Rizzuto 1-0. La suolata di Darica per il primo gol in campionato di Rizzuto porta in vantaggio così il Palermo
Neanche 2 minuti sono passati. Il Palermo si porta in vantaggio. L'isola che così sta per raggiungere i 20 gol subiti in nemmeno 3 partite per quanto riguarda questo inizio di campionato. Pallone leggero alla fine che è uscito fuori con Tuzzolino. Un po' a sorpresa se vogliamo questo gol, perché l'Isola ha tenuto di più il pallone, però il Palermo in contropiede attacca ancora con Rizzuto. C'era Darica in zona, fermato Rizzuto e rimessa laterale battuta dall'Isola. Torna Vincenzo. Sali. Gli incitamenti dalla porta difesa da Abate. Prova ad avanzare qui Sanzo, finito giù. Marretta, fallo in attacco. Rizzuto, pallone per Darica, la pressione di Andrea Giambona per il fallo laterale. Lui, come tantissimi suoi compagni alla seconda stagione con la maglia dell'Isola, un gruppo praticamente quasi del tutto confermato rispetto alla scorsa annata in C2 trionfale, con il salto di categoria, il primo nella storia dell'Isola. Provato qui la giocata Montalto, Darica la protegge, la finta su Montalto, vince anche il rimpallo. Vincenzo Darica, il migliore in campo contro il Mistral, sta proponendo diverse giocate. Subito l'assist per Rizzuto, ancora Darica, non punta direttamente gli avversari, palla dietro, destro alto. Alla fine di Tuzzolino il Palermo ha iniziato bene, ci prova tanto, nonostante la tenuta del pallone da parte dell'Isola, che però ha prodotto veramente poco, se non nulla. Moncada a superare Rizzuto, il tiro di Moncada, c'è stato il tocco di Lobuio e allora corner per l'Isola. Palla dietro, c'è un altro tacco stavolta di marca bianca-azzurra, ci ha provato Sanzo, deve proteggere qui perché c'è la pressione di Darica, si ritorna dietro da Abate. Un po' di spazio per andare in fascia, rimpallo addosso a Moncada, rimonta però Marretta, si ritorna con gli scambi del pallone da parte dell'Isola. Moncada se la stava allungando troppo, riesce alla fine a passarla per Sanzo, il suo tiro largo. 2 tentativi da parte della squadra ospite, prima in porta con la risposta di Lobuio. Poco fa la conclusione fuori. Tante indicazioni già dalla panchina del Palermo da parte di Salvatore Lo Piccolo, l'allenatore dei rosanero. Fallo su Sanzo e calcio di punizione. C'è cambio proprio per Lo Piccolo. È uscito Rizzuto, è entrato Lupo. Alberto, su. Classe 85, 37 anni il prossimo mese. Alla seconda parentesi in rosanero, in mezzo c'è stata la esperienza al P5. Parte la punizione sulla barriera, ancora l'Isola con la deviazione voluta e conquistata da Sanzo. C'è la battuta corta. Moncada, Inter Darica che lo fissa negli occhi. Sanzo, palla larga, c'è il diagonale, respinto dallo Buio, aveva calciato Andrea Giambona. Darica un po' circondato da maglia bianca-azzurra, deve uscire assieme ai suoi compagni. Passaggio di prima, voleva il lungolinea di prima Lupo. Si comincia con la rimessa laterale da parte dell'Isola.
squadra che rimane nella metà campo avversaria. Montalto non a puntare Lupo, pallone di ritorno per Moncada. 1-2 rapido voluto da Sanso, riparte il Palermo, da Ricca si complica la vita portandosela verso l'auto di destra. Possesso comunque rosanero, finta sinistro dentro, deviazione, tocco con il braccio, non segnalato dall'arbitro, involontario dopo il pallone rimbalzato sul corpo di Andrea Giambona. Battute le corner per il Palermo, si riparte da Lupo. Solino di nuovo, Lupo dietro da Lobuio, guarda in verticale da Ricca, aspetta i movimenti sulle fasce, Lupo in mezzo, secondo palo, sbaglia l'occasionissima. Marretta, il capitano del Palermo, uno dei leader di questa squadra. Dopo il gol di Rizzuto stava arrivando anche quello di Marretta. Sbaglia il tocco qui Montalto, rimessa Palermo. Lupo, c'è però davanti a lui Moncada, battuta lunga da Ricca, stop di petto, alzata, Cianchiabate che la liscia, allungando le braccia, porta vuota da Ricca, non si può girare completamente perché ci sono i difensori dell'Isola a murare. Marretta, Lupo, non ci sono spazi, allora Marretta vuole l'1-2, rimpallo vincente però su Montalto, che però perde il possesso. Marretta, ancora lui, intanto si muovono gli altri uomini in maglia rosanero. Marretta stavolta a dominare la metà campo avversaria è il Palermo. Lupo vuole lo scambio rapido con Marretta, si va dietro da Vincenzo da Ricca a puntare Moncada, ancora da Ricca in mezzo a tanti, finisce giù, si continua, pallone per Marretta, il più libero di tutti, che mette giustamente il pallone fuori. Da Ricca era rimasto ancora per terra, cambio nell'Isola, entra Guido Giambona, capitano i biancazzurri, esce anche Montalto, al suo posto entra Arato. Nel Palermo invece entra Russo al posto di Darica, autore dell'assist. Poi il gol di Rizzuto per l'1-0. Intanto arbitro dialogo con alcuni giocatori del Palermo per qualche parolina di troppo. Russo, pallone perso fuori, rimessa comunque del Palermo. Lupo, scambio veloce con Russo, ancora Lupo, un po' lunghetto il servizio. Lupo è bravo però ad anticipare, a recuperare l'azione, a rimediare un po' all'errore in precedenza. Marretta scambia con Lupo, ancora Lupo, diagonale in mezzo al campo per Russo, non riceve, c'è però l'anticipo da parte di Tuzzolino a sfidare la difesa avversaria. Marretta e si abbatte, Marretta ce l'ha ancora lui vicino la zona corner, la protegge ancora contro Guido Giambona che voleva la rimessa a suo favore e a favore dell'Isola, non è stato così. Marretta batte corto, Russo, pallone in mezzo, praticamente per nessuno. Lobuio è un regalo per l'Isola, occhio all'avanzata di Arato, poi il tiro fuori di Sanso, grande occasione per l'Isola, c'è anche la prima per la squadra bianco-azzurra. È entrato intanto Bongiovanni, uno dei uomini più pericolosi in casa Palermo.
Lupo. Marretta. Pallone un po' sporcato, ma arriva lo stesso a Russo. Finta di suola. Ancora Lupo. Marretta. Giù per Danilo Bongiovanni. È rimessa a Palermo. Russo. Darica. Lupo a puntare Guido Giambona che gli soffia il pallone. Passa dietro. Pallone rischioso, ma comunque portato bene in avanti dall'Isola. Il tiro addosso allo buio. La conclusione ancora una volta di Sanzo. Battuto l'angolo subito, destro alto di Guido Giambona. Ex Monreale ai tempi della Serie C1. Bongiovanni, pallone per Russo, se lo porta sul sinistro, esce di poco alla fine. La traiettoria non era potente, ha comunque sfiorato il palo. Alla fine l'opzione letta da Abate. Sanzo dietro per Moncada a puntare Lupo per Guido Giambona. Adesso evita Russo, Guido Giambona dietro, pallone per Moncada, tiro respinto. Il recupero di Bongiovanni, se la porta in fascia, la protegge, non si prende la punizione però, tunnel e si va avanti per l'Isola, messo però a terra Moncada, il fallo su di lui. E punizione Isola che è alla ricerca del gol, quello che sarebbe il terzo stagionale. Tanto grande apertura, Lupo a puntare Moncada, passaggio per Bongiovanni, se la lunga, esce Abate ma non del tutto, poi se la prende. Ha approfittato del pallone un po' anonimo che è arrivato dalle sue parti. Chiama palla Alberto Bologna, appena entrato in profondità, ma c'è un nuovo recupero del Palermo. Russo non passa però con Arato davanti. Cambio nel Palermo con l'ingresso in campo di Guerrero. Bongiovanni, saltarato, il passaggio per il destro deviato da parte di Russo. Altro corner. Per il Palermo. Marretta, solito giro palla della squadra di Lo Piccolo. Russo a proteggere, dietro per Marco Marretta. Guerrero, la protezione di Russo contro l'attacco di Guido Giambona. Marretta, si fa vedere Bongiovanni, l'alzata, la prende di testa Guido Giambona, non fa molti metri questo pallone. Russo alla meglio, ancora Russo, esce il portiere, non c'è la punta di Russo con Abate che anticipa il proprio avversario. Passaggio efficace poi del portiere dell'Isola. 2 contro 1, si va dietro dal capitano Guido Giambona. Moncada a puntare Guerrero, gliela stava strappando senza fallo alla fine. Russo, Guerrero, 1-2 che non c'è. Arato decisivo su Abate, riparte l'Isola. Pallone a destra, Alberto Bologna sul palo. Occasione grande per l'Isola, stavolta il legno per l'Isola. Colpito dal pivot classe 86, il vice capitano dei biancazzurri. Guido Giambona non la lascia passare con Guerrero in agguato e rimessa laterale
Nel frattempo a bordo campo si reclamano tanti giocatori in piedi. Alberto Bologna protegge su Tuzzolino, ci pensa però Guerrero è entrato benissimo. Guerrero a puntare, non passa su Moncada. È rimessa laterale per l'Isola dopo il fischio dell'arbitro. Cambio rimessa. Di solito si effettua quando si perde troppo tempo. Ormai oltre la metà di questo primo tempo, Palermo sempre avanti, il gol al secondo minuto di Rizzuto. Bravo Flavio. Ingresso in campo di Mineo, lato Palermo, adesso il pallone è di Guerrero, di nuovo Mineo. Tuzzolino, sale Guerrero, ancora Tuzzolino. Di prima Bongiovanni la prende al volo, Tuzzolino passaggio in avanti, Mineo sotto porta. Attenzione ad Abate che sale. Abate calcia con la punta, stava sfiorando il gol, salito dalla propria porta. Altra occasione per l'Isola che sta superando il Palermo nei numeri, ma sta sempre giù nel risultato parziale. Occasione per Gregorio Abate, lui che è classe 82, lui che con il Monreale ci ha giocato in Serie B, poi Caresse, Partenico e Tiki Taka Palermo tra le sue esperienze. Guerrero fermato, Mineo da Guido Giambona, il capitano dell'Isola si mette davanti, doppio rimpallo con lo buio, Mineo se la porta fuori, corner per l'Isola, battuto corto Alberto Bologna, finta, calcia col sinistro lo buio, tiro debole ma ha impegnato comunque il portiere del Palermo. Alberto Bologna ci prova ancora, c'è Mineo, un calcio d'angolo. La battuta dietro dell'angolo, tiro fuori, stavolta di Moncada, time out, 1-0 Palermo, gol di Rizzuto al secondo minuto, anche se l'Isola ha avuto grandi chance per pareggiarla, soprattutto il palo dalla distanza, l'occasione anche per il portiere Abate. Sentiamo un po' le voci da bordo campo. I gol sono venuti così. Non lo puntare sempre. 1-2 sì. Non si vede punto come ragazzi, la differenza è con la palla, il passaggio della palla, 1-2 anche più però con calma, senza premura, in porta ci dobbiamo arrivare con criterio. In porta ci dobbiamo arrivare con criterio. L'uomo che prende sta palla al centro, arriviamo da dietro. Aspetta l'appoggio e gliela diamo. Quello che vi dico è accettiamo gli uno contro uno perché li perdiamo e prendiamo il controllo. Va bene? Ora cambio con Giovanni con Dario. Va bene? Forza, mi raccomando. Concentrati. Si ritorna in campo il discorso di Lo Piccolo ai suoi. Si riprende dalla rimessa dal fondo di Lobuio. Va a prendere la nuova entrata da Ricchia su Abate che va a rispondere. Sale l'Isola. Moncada, pallone per Alberto Bologna, se la sistema in piena area, di rigore la rimonta di Guerrero. E palla a Lobuio. Fair play anche tra Lobuio e Alberto Bologna. Adesso da Ricca. Ancora da Ricca. Chiede marcature, chiede copertura, batte dalla porta dell'Isola. Chiede la sveglia ai suoi, letteralmente. Da Ricca a puntare Moncada. Guerrero, Mineo, non c'è l'1-2 perché non c'è spazio, ancora Mineo, va lui, Mineo, c'è il tiro, respinto, poi il tiro arriva anche da parte di Tuzzolino, 2-0 Palermo.
raddoppio dei rosanero con Tuzzolino dopo la respinta su Mineo. Isola ancora più giù, il gol da parte di Tuzzolino. Marretta, fermo qua. Ok, chiudiamo il check. Arato il tiro dall'out di destra da parte di Andrea Giambona. Pallone che stava ritornando alla giocatore biancazzurro. Ancora Andrea Giambona, il tiro in diagonale. Isola che ha conquistato il corner, ma intanto sta avendo grandissime occasioni. Il tiro di Moncada deviato alto. Su Fabio, forte. Moncada a battere, chiede ad Arato di indietreggiare, la va a prendere alla fine Alberto Bologna. Ancora il vice capitano biancazzurro Alberto Bologna, c'è il sinistro sul corpo di Tuzzolino che ha segnato poco fa. Ancora Alberto Bologna dietro per Andrea Giambona. Moncada, Andrea Giambona giù, scambio con Arato. Andrea Giambona si deve rifugiare da Abate, lancio lungo con i pugni Lobuio. Il tocco di Mineo, anticipo però da parte di Andrea Giambona. Rientra Marretta, lato Palermo. Tutta la rimessa laterale, interviene l'Isola, non c'è nessuno però in avanti. Quasi giunti agli ultimi 5, più Isola che Palermo anche sul piano delle occasioni, ma il Palermo è stato bravo a segnare con Rizzuto e Tuzzolino, approfittando anche della difesa avversaria che non è stata brillantissima. Moncada scambia, poi perde palla l'Isola. Mineo, la raccolta senza strafare. Moncada, ancora Mineo, rimessa per il Palermo. Batte Darica. Mineo riesce a servirla per il tiro di Tuzzolino, parato da Abate. Riparte l'Isola, c'è spazio per Moncada, pressato da Darica, arrivato da dietro, c'è anche Mineo, sale il Palermo, c'è spazio per il rosanero. Mineo vede il movimento di Tuzzolino, poi Darica sotto porta, non può sbagliare, ce la dedica a bordo campo, secondo gol consecutivo, 3-0 Palermo. Continua a dilagare la squadra di Lo Piccolo, 3-0. Arriva il gol anche per Darica, aveva messo l'assist dell'1-0. Adesso la realizzazione del gol. Tra le giocate di Darica, si è fatto male però Montalto. Pallone consegnato a Lobuio. Russo, gran pallone verso Bongiovanni che si è perso fuori. Si gira qui Montalto, fermato da Darica, che
svolgere lavoro anche in fase difensiva. Pallone per Guido Giambona. Protegge, ruba palla, Darica, ancora Darica, finta sua batte, il tiro di Darica, 4-0 Palermo, si prende 5 a bordo campo, si prende la doppietta, la prima in stagione, poker rosanero. Michel. 4-0, Darica ne ha fatto un altro. Attenzione ad Alberto, Bologna tiro respinto, ci può riprovare? No, perché il pallone era quasi finito fuori. Scivolata super di Marretta, finta ancora su Alberto Bologna che resta lì, soffia il pallone, Alberto Bologna, ancora Marretta fuori. Guido Giambona da dietro, il tiro di Andrea Giambona. Alla fine viene fischiato fallo. 2 minuti e sarà 30° più eventuale recupero. Per quanto riguarda questo primo tempo, 4-0 Palermo. Aveva iniziato bene l'Isola, che colpendo un palo, poi Darica da spettacolo, calcia ancora, Abate. Si sta mettendo troppo in evidenza Vincenzo Darica. Ancora Darica, perché la scorsa stagione è stato in prestito allo Spes in Lazio. Tornato più maturo e si vede anche dopo la doppietta di oggi, ma anche con la grande prestazione contro il Mistral. Bongiovanni, pallone per Darica, se la porta un po' vuota, finta ancora Bongiovanni, che cosa ha sbagliato, anche lui sotto porta, ma a differenza di Darica in precedenza non ha messo il pallone dentro. In un certo senso ci può stare sul 4-0 a favore, ma resta comunque un errore importante. Ancora Bongiovanni in fase di riscatto, l'alzata per il tiro di Bongiovanni, Abate, grande riflesso qui, calcio d'angolo. E se prima ci sono state tante occasioni, anche 2 gol per Darica, può nascere il momento favorevole per Bongiovanni. Intanto corner battuto in questo momento da Russo, pallone girato, Bongiovanni vuole l'1-2 con Russo, pallone per Bongiovanni, alla di rigore, scavetto alto e già sono 3 nel giro di 1 minuto e mezzo, anche qualcosina in meno. Isola prova ad uscire molto alto, Lo Buio è presente anche lui nelle ribattute in porta. Siamo dentro il tempo di recupero. Montalto mezzo a 2 maglie rosa-nero. Montalto la protegge anche con la suola. Volendoci anche Abate, servita adesso fuori dai propri pali. Andrea Giambona per Montalto, per Andrea Giambona, Abate, passaggio dentro voluto da Ganci tratto poco fa. Ancora Gregorio Abate, Ganci in mezzo, voleva il tiro, il portiere dell'Isola calcia, Lo Buio verso la porta, nel rinvio, pallone fuori. Tantissime lamentele verso la propria squadra da parte di Abate, ma c'è il duplice fischio, finisce il primo tempo, Palermo avanti 4-0 sull'Isola. A decidere al momento questa partita le reti di Rizzuto, Tuzzolino e la doppietta di Darica al terzo gol nelle ultime 2 partite, inclusa questa. Aveva iniziato bene la propria gara l'Isola, colpendo anche un palo, molto bene, creando occasioni. In quel periodo lì il Palermo ha segnato i primi 2 gol, l'Isola poi ha continuato il proprio attacco, soltanto che il Palermo poi concretamente è uscito fuori più tardi segnando una doppietta con Darica. Noi ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di questo Palermo-Isola di futsal.
Torna a casa dopo una grande soddisfazione, si vocifera anche che la tua medaglia sia diventata ancora più pregiata. Si vocifera, però ancora nulla è sicuro, ci sono comunque delle indagini e delle controanalisi da aspettare. Che sensazione hai provato anche nel gareggiare con tuo fratello? Entrambi eravate in lizza per vincere qualcosa di importante. Sì, avevamo fatto questa tattica di gara che dovevamo aiutarci un giro l'uno dalla metà gara in poi, e comunque la sensazione è sempre la stessa, nel senso che noi gareggiamo sempre insieme con questa tattica. Ci siamo divertiti, mi sono divertito, sono riuscito a portare a casa una medaglia e quindi sono proprio soddisfatto al massimo. Stessa cosa per Ala, ovviamente. No, ma è ovvio, purtroppo non abbiamo portato a casa 2 medaglie, un po' di rammarico c'è per non averlo fatto, però lavoriamo, che abbiamo un appuntamento molto importante che è in Italia, che è quello di Roma 2024, e quello è il clou della nostra carriera, penso. Vi sentite un po' gli ambasciatori dell'atletica da Palermo, dalla Sicilia, in Italia e anche fuori dall'Italia? Ma ambasciatori no, però spero che siamo uno stimolo per gli atleti giovani che emergono, che prendono anche spunto da quello che facciamo noi, perché ci siamo trasferiti per dare il meglio in questa attività sportiva e avere dei grossi risultati. Cerca la giocata sulla sinistra, Muscin fermato, poi Fuschi! Passato 1 minuto e 29 secondi nel città di Palermo, maglia 17, intanto gran palla di dell'area per Paesano, Mazzola! Ma qui gran parte del merito a Dell'Aria, con un pallone strepitoso, con la scucchiaiata. Sterza, Di Maria, finta il tiro, si porta fronte alla porta, Rizzo finge il blocco di Maria, poi allarga per Arriasa Rizzo, eccolo il blocco di Rizzo, Arriasa sinistro! Qui cerca la giocata Paesano, c'è il tiro libero in favore del Real Termini. Attenzione con Muscin che prende una lunga rincorsa, lo aspetta Mazzola, c'è il fischio dell'arbitro. Muscin del 3-1, porta di nuovo sul +2 il Real Termini, segna anche l'altro volto nuovo, ovvero sia Bohu Shitui Muscin. Intanto c'è l'avanzata nuovo di Muscin che cerca dall'altra parte Paesano, la suolata Paesano e la rete del 3-1 e la doppietta del piccolo brasiliano che è già entrato nel cuore del Real Termini e realizza il poker. Dorio per Napoli al tiro, respinge D'Alba, poi Lucchese, la porta e vuota Lucchese. Delle Serpine, il cuore della Chiesa e Setti Carraro e il gol del 5-1. La tattica del quinto uomo produce quello che ci si poteva aspettare, ovvero sia la rete. Poi lo scambio che favorisce Salguero. Magra per il momento consolazione per i città di Palermo, la rete di Salguero, prima partita, primo gol in rosa-nero per il classe 2002 spagnolo, ultimi 3 minuti in arrivo, attenzione perché è sbilanciatissimo il Real Termini e c'è il gol del 5-3 firmato da Napoli. 2,5 da giocare, Di Maria, tocco per Arriasa, Salguero, Napoli, e su il gol che ha riaperto la partita, ed è su il gol che porta il città di Palermo a -1, 2,18 da giocare.
vantaggio. Gianluca. Secondo tempo di Palermo-Isola, 4-0 dopo i primi 30. La doppietta di Daricca assieme ai gol di Rizzuto e Tuzzolino, proprio quest'ultimo a provarci con il diagonale respinto da Fernandez, entrato da poco tra i pali dell'Isola, che ha iniziato bene questa partita, colpito anche un palo, la squadra in maglia biancazzurra, anche in un momento favorevole al Palermo, in cui però non aveva dimostrato il proprio dominio in campo, che successivamente è uscito nel periodo in cui Daricca ha segnato la propria doppietta. Il tiro di Tuzzolino Murato, prova a ripartire l'Isola, il pallone gestito da Sanzo dietro con Guido Giambona, Alberto Giambona a murare Daricca, Moncada, Guido Giambona di nuovo dalle parti di Moncada. Isola che per differenza reti è attualmente in coda alla classifica di questo girone A di C1 Sicilia di futsal. Palermo che con questo risultato conquisterebbe la prima vittoria in stagione. Guido Giambona sullo buio, calcio d'angolo battuto da Giambona, il tiro respinto. Rimane in possesso palla la squadra ospite. Moncada spalla la porta per Guido Giambona, ancora Moncada, c'è in zona però Tuzzolino, ancora l'Isola, Andrea Giambona, morbido verso Guido Giambona, propone al volo dentro, la può ricevere Sanzo, rimessa laterale, pallone lungo del Palermo, non c'era però nessuno nella metà campo avversaria. Ripiloghiamo le due squadre con il Palermo che ha a disposizione per la porta Lo Buio e Costanzo, dopodiché Tuzzolino, Rizzuto, Bongiovanni, Marretta, Lupo, Mineo, Anna Loro, Daricca, Russo e Guerrero. Isola invece con Avate e Fernandez completa la sua rosa con Ganci, Andrea e Guido Giambona, Alberto Bologna, La Corte, Moncada, Sanzo, Lombardo, Arato e Montalto. Spara la porta per Guido Giambona, ha regalato il pallone che comunque rimane in bilico tra le due squadre in zone pericolose del campo. Riparte il Palermo, Daricca non va, voleva la rimessa laterale, così Sanzo la ottiene il Palermo, sempre con Daricca. C'è il tiro alto con Tuzzolino che si prende il calcio d'angolo per la sua squadra. Entra intanto Guerrero, lato Palermo, battuta, Tuzzolino aveva ricevuto il servizio
potuto andare oltre. Anticipo di Darica, si conferma al top della forma, e quelli di oggi sono 3 nelle ultime 2, dopo aver segnato in casa della Mistral Carini l'ultima gara prima di questa disputata dal Palermo, persa 2-1. La squadra, quella di Lo Piccolo, che poi è uscita meglio nella ripresa nonostante diversi attacchi nella parte finale del primo tempo, ma sempre con poca potenza verso la porta della Mistral. Guido Giambona suola sul sinistro, Lo Buio respinge, è ancora viva, ancora Lo Buio da terra, è l'ultimo a toccare Guido Giambona. Per l'arbitro e calcio d'angolo. E infatti la sfera viene riconsegnata a Lo Buio. Intanto se n'è andato il sole, che ha battuto per tutto il primo tempo e per questi primi minuti di ripresa. Darica che sprint davanti Fernandez, Darica lo evita, tripletta per Vincenzo Darica, show del numero 21 rosanero. 5-0 Palermo, non si ferma più. Che inizio di campionato per Vincenzo Darica. 35esimo, Palermo che continua a segnare. L'Isola prova a segnare almeno un gol, potrebbe meritarlo dopo aver costruito qualcosina di interessante. La squadra confermata rispetto al gruppo, appunto lo stesso dell'anno scorso, che ha trionfato in C2, primo salto di categoria della storia dell'Isola. Un club fondato nel 2020, al suo terzo anno di attività. Attenzione al tentativo sempre di Sanzo vicino alla porta. Corner con Andrea Giambona, batte dietro verso Moncada a puntare Mineo, ce l'ha sul destro, deviazione Lo Buio. Si rimane da quelle parti. Andrea Giambona dietro, pallone lasciato per Sanzo alle stelle. Lo Buio centralmente, Mineo si muove Darica davanti, Mineo vuole il tunnel, vince il rimpallo, Mineo la punta riesce da terra ma debole, con tutte le giustificazioni del caso. Guido Giambona, c'è Darica in pressing ancora, Guido Giambona, il capitano dell'Isola. Andrea Giambona per Sanzo, finta contro Annalora, appena entrato Guido Giambona, Darica. Ancora l'Isola con il pallone dietro per Moncada. Andrea Giambona, si muove Sanzo, prova a rientrare, invece trova davanti a lui Guerrero. Poi l'intervento falloso su Annaloro. Che conquista la punizione per il Palermo. Sbaglia però la lettura Annaloro. Guido Giambona, morbido dalle parti di Guerrero, ricomincia Annaloro, porta lui il pallone, calcia con il piede, respinge Fernandez. Russo, ancora Alessio Annaloro. L'anno scorso 20 gol tra prima squadra e under 19 dell'Atletico Monreale in C2. Russo si gira adesso, quando riesce a calciare con il sinistro trova Andrea Giambona. La battuta della rimessa con Guerrero, ci prova nuovamente la rimessa e rosanero.
Carica a puntare Moncada, si muove largo a loro. Darica fissa Moncada, poi lo sfida, va avanti, sempre sul pallone che arriva in qualche modo a Russo, calcia Fernandez, Annaloro ce l'ha sul sinistro, risposta però di Andrea Giambona che era lì vicino al gol, anche Annaloro. Serie di tocchi, l'Isola guadagna la rimessa laterale. Palermo che dopo un po' di inizio di gara difficile è andato a segnare, adesso domina anche il match in sé, 5-0, gol di Rizzuto e Tuzzolino, poi tripletta di Darica. Time out. Sentiamo un po' le voci in casa Isola. Giriamo sta palla sempre. Quando c'è un buco, tu ti metti un multiplo, quello non va a fare. Chi lo fa il portiere che entra? Oh, mi punta! Attaccato secondo ballo perché tu vedi questo, non c'è tutto il no, puntate gira la cerca di stare in casa, il secondo ballo. Vai, calmi, senza premura, calmi. 5, 8 dopo, 8 dopo. Oh, lui like. La palla a destra chi deve che sta prendendo. Sali. Come ti chiami, oh? Sali qui. Sali. Ma ti da qua, sali. Il giocaggio della metà campo. Le indicazioni di Gregorio Abate, primo portiere dell'Isola, oggi che fa anche da trascinatore dei propri compagni. Isola che non ha un allenatore in panchina. Si riparte con il quinto libero. Dunque Fernandez in questo momento è a bordo campo. Il quinto libero lo fa Guido Giambona che riceve adesso il pallone. Alberto Giambona, Moncada, Guido Giambona, giro palla Isola, si muove così Montalto, il tocco in fallo laterale di Rizzuto. Con Andrea Giambona, Moncada in diagonale, il pallone in mezzo di Sanzo, attraversa tutta l'area di rigore. Niente da fare, nuova rimessa Isola con il quinto libero Guido Giambona, arbitro che però deve sanzionare con un cartellino giallo Abate non seduto a bordo campo. Giallo il primo della partita, eppure non si tratta di un giocatore che sta giocando effettivamente in questo momento. Ha giocato nel primo tempo, ha difeso i pali dell'Isola. Abate, Isola che prova ad attaccare Moncada alto. Non ci sono tante idee per la squadra ospite, rimane però a favore il dato sul possesso palla. Avanza ancora Montalto, si prende il corner, fa tutto dietro Andrea Giambona, Moncada, Guido Giambona contro Lupo, vince il duello. Moncada, viene chiesto il tiro, pallone per Montalto, c'è l'anticipo di Rizzuto, resta giù Montalto, anche Marretta, gli viene fischiato il fallo al giocatore del Palermo. Oh, attacchiamoci Andrea, attaccati!
Attaccate! Sali! Alzata, va a ricevere Russo. Affida la rimessa laterale. Lupo. Lo scambio e poi Lupo davanti alla porta, passaggio sotto rete per Russo, il gol segnato da Russo, 6-0 Palermo. Dai Andrea! Russo fuori, fresco di gol, il primo in questo campionato. Oggi nel Palermo manca Dami, che ne ha fatti 2 in Coppa alla prima di campionato. Perdone, perché Russo aveva segnato già, questo è il suo secondo, quello di oggi. Marretta, giro palla provato dal Palermo, si ritorna da Guido Giambona, tutto sull'Isola. Nonostante lo svantaggio di 6 gol, non si è arresa la squadra biancazzurra. Fallo sì su Sanzo, calcio di punizione. Uno solo in barriera. C'è Sanzo a battere per Andrea Giambona, dietro Moncada, non calcia benissimo. Marretta, c'è il passaggio per Rizzuto, subisce il fallo, fischiato con qualche secondo di ritardo. Cartellino giallo ad Andrea Giambona. Russo verso Lupo, la mantiene in campo. Russo non può girarsi perché c'ha Montalto addosso. Ancora Russo a recuperare da terra, però il lavoro di Ganci è entrato poco fa. Liscio proprio di Ganci. Poco più di 10 al termine, 6-0, partita ormai senza storia. Russo calcia su Ganci. Lupo. Il giro palla continua di una squadra che ormai assapora i 3 punti, i primi della stagione. Marretta col piede Guido Giambona a fare le veci di Abate. Proprio i 2 si scambiano il 5 con Abate che rientra. Dal inizio del primo tempo ha parato Abate, poi si è dato il cambio con Guido Giambona nella ripresa. Adesso l'ultimo quarto d'ora lo fa il portiere
classe 82. Ancora Abate, Moncada di nuovo per Gregorio, Abate, scambi di prima, Sanzo, la rimessa è per il Palermo. Alzata morbida, ma va a prendere Russo, rischia il Palermo ma con consapevolezza, anche con tranquillità, dato il vantaggio di 6 gol e di 6-0. È un pallone regalato però questo, calcia Moncada, fuori. Forse il maggior brivido della ripresa per quanto riguarda l'Isola. Russo in difficoltà con Ganci, Lobuio lungo verso l'aggancio, Tuzzolino a portarsela però fuori. Moncada, Ganci, Moncada, Abate, c'è la verticalizzazione ma c'è anche il recupero palla di Marretta, sbaglia per il passaggio verso D'Arica. Non demorde l'Isola. Il Palermo però Peccato. a vincere tutti i duelli. Poco fa l'occasione avuta dal Palermo, ma anche dall'Isola con Moncada. Moncada profondo, Sanzo prova a scavalcare Lobuio con Tuzzolino davanti, protegge Marretta, rilancia Lobuio vedendo Abate fuori dai pali. L'attacco di Marretta, nuova rimessa laterale per Ganci. Passaggio in diagonale, arriva Ganci, calcia su Lobuio, calcia ancora una volta, Abate ha provato ad allungare la gamba. Abate, Ganci, pallone in fascia, Ganci, deviazione, sì, calcio d'angolo. Tira Moncada, risponde così Lupo, alzata di D'Arica, c'è anche Abate, la prende con le mani poco prima dell'arrivo di D'Arica. Moncada verso l'area di rigore, avanza il Palermo, Marretta, D'Arica, esce Abate, c'è il tocco, alla fine il gol lo va a segnare Tuzzolino, il definitivo 7-0 al 53esimo, doppietta per Tuzzolino. Puzzo! 7-0 per il Palermo, a rete di Tuzzolino. La seconda personale di oggi, Isola che si sta per spegnere. D'Arica segna un altro gol, Vincenzo D'Arica, 8-0.
questo punto il Palermo punta alla doppia cifra, va ad abbracciare Annaloro. Poker. Ultimi 6 minuti, partita ormai chiusa. Dopo il gol di Tuzzolino, il secondo, poco fa è arrivato il poker di D'Arica. Prova a scambiare l'Isola, Moncada sotto porta, il gol che arriva grazie ad Alberto Bologna. E c'è l'applauso del pubblico per l'Isola che continua ad andare a segno nonostante i grandi passivi che sta ricevendo in stagione. Ha segnato Alberto Bologna. Possesso palla dell'Isola, premiato in questo modo. Anche per le occasioni che sono arrivate inizio partita. Ricca nel mentre salta tanti avversari. Pallone di Alberto Bologna, da Ricca voleva la rimessa laterale. Moncada abbatte morbido verso il secondo palo. In disaccordo la panchina dell'Isola dopo la scelta di Abate. Annaloro non ce la fa. Palermo che tornerà in campo infrasettimanale 28 settembre. Prossima settimana ci sarà lo stop per le elezioni, ci sarà la sfida contro il CUS Palermo, valida per la fase a gironi della Coppa di categoria. Isola che invece affronterà il Veco. Alberto Bologna, c'è il gol di Guido Giambona, secondo gol dell'Isola. Distrazioni in casa Palermo, time out. Il gol di Guido Giambona. Sentiamo un po' di voci. A me così, però guardate a quello di dietro, perché mettete solo la dietro. No, vabbè, perché ho visto più Isola che per la prima volta in stagione segna 2 gol nell'arco dei 60 minuti. Ne aveva segnato soltanto uno contro CUS Palermo e Palermo 89ers. Palermo che batterà questo pallone. Arbitro assieme al proprio assistente che va a discutere di questioni da risolvere in una partita sull'8-2 da Ricca in mezzo. C'è il tiro di Annaloro
respinto da Abate. Bongiovanni con l'avversaria a terra, prova a passarla ad Annaloro, fallo. L'alzata di Moncada, pallone fuori impreciso per Lombardo, entrato poco fa. Nel frattempo un po' fermato con la battuta adesso di Annaloro. Daricca aspetta il movimento di Annaloro in mezzo al campo, si va dietro da Guerrero, scambia con Bongiovanni. Guerrero, Daricca si guarda intorno, non ha molte soluzioni. Anticipo di Guido Giambona, segno poco fa. Daricca non ce la fa, il possesso rimane sempre di marca bianca-azzurra. Isola che non si è mai disunito per quello che ha potuto fare, è riuscito anche a trovare 2 gol nella parte finale del match. Abate per Alberto Bologna, di nuovo Abate ha rischiato il gol nel primo tempo, un'azione personale, un'avanzata, uno sprint tutto da solo. Pallone uscito di poco, Alberto Bologna, gestione con il petto, rimpallo non favorevole, adesso sì, la risposta di Lobuio. Carico questo finale Alberto Bologna. Raccomandazioni ad Abate, c'è lo scarpino slacciato, glielo allaccia Annaloro. Tutto ok, rimessa laterale Isola, siamo oltre il 60°. Abate, Moncada, pallone profondo, Guido Giambona, sponda, che gol, 8-3, c'è la rete di Lombardo, che azione dell'Isola, una giocata tutta di prima, Isola che segna il suo terzo gol consecutivo. Questo finale accorcia sempre di più le distanze, ma il divario resta grande, a segno anche Lombardo, entrato sempre in questa fase finale di match. Fabio, vai lungo, Fabio! Palermo che lascia anche giocare la squadra avversaria. Attenzione, ancora Lombardo, tiro respinto. Tocco di Annaloro. Abate, manca veramente poco alla fine di questa partita, con il punteggio sull'8-3. Guido Giambona, tocco di Daricca, Moncada morbido, voleva il pallone morbido per Lombardo, finisce qui 8-3 per il Palermo contro l'Isola, prima vittoria in stagione, continua invece l'Isola alla terza sconfitta consecutiva, la quarta partita senza trovare il successo. Palermo che così sale a 4 punti in classifica, Isola che resta a 0 in fondo. È tutto dal Toccia Stadium, decisiva la doppietta di Tuzzolino, la tripletta di Daricca, in rete ci sono andati anche Rizzuto, Russo per il Palermo, i gol di Alberto Bologna e Guido Giambona per l'Isola, infine quello di Lombardo. Un saluto da Salvo Geraci, alla prossima!